sillaballo, un testo che utilizza la canzone per cercare di trasmettere contenuti sintattici e grammaticali sull'italiano. Dino Baldi, responsabile del Dipartimento Digitale di Giunti Scuola, che fa anche parte del Dipartimento Digitale di Giunti Editore, il gruppo, e Federica Rossi, responsabile dei centri formativi di Unidita. Allora, l'introduzione che volevo fare riguarda un po' questo. Nella storia ci sono state diverse rivoluzioni tecnologiche e le rivoluzioni tecnologiche hanno un po' questa caratteristica: portano alla trasformazione di alcune professioni spesso già molto radicate nella società, a volte delle profonde trasformazioni. Basti pensare, tanto per stare in tema con il Salone del Libro, all'invenzione della stampa a caratteri mobili nel 1455. Di fatto ha cambiato moltissimo il lavoro delle tipografie del tempo, i monasteri, che in quel caso nel giro di decenni, per fortuna i tempi erano più lenti allora, hanno dovuto cambiare il loro lavoro di tutti i giorni. Non per questo però hanno perso il loro ruolo, anzi hanno dovuto concentrarsi e chiedersi su quale fosse il principale contributo che potevano portare, rinunciando a una parte che li aveva caratterizzati. Quindi questo è stato in ultima analisi un modo che la tecnologia ha, una forzatura che la tecnologia ha fatto, che non ha portato, seppur inizialmente sembrasse una riduzione, ma ha portato un ampliamento delle possibilità. Oggi in effetti stiamo assistendo a una nuova rivoluzione tecnologica e stiamo parlando dell'imporsi delle nuove tecnologie digitali nel settore della cultura e più recentemente della formazione e della didattica scolastica. In Italia in particolare questa trasformazione è avvenuta particolarmente velocemente, un po' perché eravamo rimasti indietro rispetto ad altri, un po' perché effettivamente i governi che si sono succeduti hanno imposto, ha voluto proporre in alcune scuole alcune lavagne interattive multimediali. Le lavagne interattive multimediali sono delle grosse superfici tattili con un proiettore che di fatto consentono all'insegnante di usare una tecnologia nuova digitale, computer, videoproiettore, come se fosse una lavagna classica, potenziando le possibilità. Questa cosa ha determinato un po' negli insegnanti della scuola un imbarazzo e qualche volta le reazioni sono state tiepide, però questo non è successo nella scuola primaria, forse dovuto alla un po' la determinazione maggiore che è richiesta alle insegnanti della scuola primaria, che in effetti hanno risposto in modo più pronto ed entusiasta a queste nuove sfide che la tecnologia offre. Sta di fatto che l'introduzione delle LIM in classe, in alcuni casi di laboratori informatizzati oppure di dispositivi individuali, di tablet, ha portato ad aprire un mondo di opportunità e anche un mondo di domande, di nuove esigenze, che gli insegnanti hanno riversato sulle due categorie che riguardano questo mondo, e cioè su chi produce i contenuti, le case editrici scolastiche, e sulle software house. In alcuni casi si sono specializzate nel portare contenuti cartacei in forma digitale. Io adesso lascerei la parola a Maria Cristina Meloni, a cui chiedo se effettivamente queste nuove tecnologie abbiano portato più opportunità di quanti non siano stati i problemi. Questa è una bella domanda a cui è difficile rispondere. Allora, nel contesto in cui lavoro io esistono quasi in ogni classe le lavagne, quindi che abbiamo acquistato con la scuola, quindi più che con i progetti del Ministero, perché la prima ci è stata imposta, le successive, vista l'efficacia, abbiamo valutato che fosse una spesa ben fatta. Quello che succede quando si hanno queste nuove tecnologie è che nascono gli strumenti e poi non esistono i supporti, soprattutto legati ai libri, che ti consentano di utilizzarla al meglio. Quindi sono un po' affidati alle capacità, alla volontà dell'insegnante, che va a ricercarsi qua e là dei prodotti su internet, in un disordine spesso totale, perché quello che si trova su internet
l'insegnante, ma dove sarà la penna, il colore, il coso? Esatto, quello che manca sicuramente ai bambini che hanno questo pulviscolo, io lo immagino così nella loro mente, di tante conoscenze, di tanti stimoli che gli giungono da questo mondo digitalizzato, è il fatto che la scuola dovrebbe mettere ordine, quindi dalla lezione più semplice che può essere quella di un rinforzo ortografico ad una lezione di storia in cui comunque si ha la possibilità di avere dei video, di avere dei percorsi sui testi, di approfondimento, verifiche. Questo stravolge proprio il modo di fare lezione. Per il momento tutti questi supporti sono molto sporadici, diffusi, ma non sono sistematizzati. Secondo me il successo editoriale di un libro che entrerà nella scuola primaria sarà quello di avere però, attenzione, non solo la casa editrice che si impegna a fare questi prodotti, la casa editrice che si impegna a fare i prodotti affiancata da uno specialista della programmazione, come potrebbe essere Federica, ma anche da un insegnante che sa valutare e dire benissimo questo può funzionare, questo non può funzionare, questo tipo di esercizio è troppo banale, c'è bisogno di avere una gradualità differente, c'è bisogno di un altro tipo, ne parlavamo prima con Federica, e quindi sicuramente quello che dal mio punto di vista di insegnante una casa editrice che vuole fare un prodotto di successo dovrebbe fare è questo: dare in mano ai professionisti il loro pezzo, non pensare di poter gestire un pacchetto così importante come quello che riguarda l'avvento di questi prodotti dentro la scuola in modo così casuale solo perché magari si ha la competenza a saperlo programmare. Non è sufficiente, perché poi l'insegnante o non lo usa o non è soddisfatto. Grazie molto. Io adesso chiederei a Dino Baldi se effettivamente queste sfide, queste esigenze che sono sentite dal mondo della scuola sono state già recepite dalle case editrici, oppure se è un qualcosa in divenire. Giunti è una dei leader nell'editoria scolastica, sempre stata famosa presso le insegnanti per i testi scolastici, e chiediamo quindi come si stanno muovendo. Ma io volevo tranquillizzare tutti gli insegnanti dicendo che non c'è pericolo che le case editrici usurpino il ruolo degli insegnanti, dei didatti e così via, mettendo in campo una propria specifica competenza tecnologica, perché non ce l'hanno una specifica competenza tecnologica, quindi in realtà l'editore in generale, ma l'editore scolastico, ha competenza sui contenuti, un editore come Giunti Scuola costruisce i propri libri, i propri corsi con gli insegnanti. Tipicamente gli autori delle case editrici sono insegnanti, e questa è la cosa che gli editori sanno fare molto bene e che gli riesce meglio, quello di creare dei sussidi didattici che abbiano, diciamo, tra virgolette, una qualità dei contenuti garantita, nel senso che l'editore che ci mette la faccia avere il bersaglio, il positivo e il negativo, ma al tempo stesso io lavoro in Giunti Scuola da ormai qualche anno, vengo da un percorso inverso in realtà rispetto al percorso editoriale, perché vengo appunto dalle tecnologie, e io tutti gli autori che ho conosciuto in Giunti Scuola, tutte le persone con cui ho collaborato in Giunti Scuola sul fronte dei contenuti erano insegnanti non posso dire dismessi, ma insegnanti attivi, esattamente. E quello che lei diceva però è molto giusto, perché sotto diciamo, il concetto che sta sotto e che io condivido pienamente è che gli insegnanti sono i migliori alleati delle case editrici e viceversa per gestire questa fase di transizione. Perché di questo stiamo parlando, una fase di transizione nella quale sono in campo per gli editori in particolare una serie di problemi che non si erano mai trovati a fronteggiare, probabilmente a rimontare fino all'invenzione della stampa, si va per chi là, però forse non è neanche improprio, nel senso che effettivamente cambia radicalmente un paradigma e viene messo in discussione il ruolo dell'editore, le competenze, molte delle competenze che l'editore ha e che pensava fossero eterne o preziose cominciano a diventare molto meno preziose. Lo si vede dallo stato anche un po' talvolta confusionale che gli editori dimostrano, se posso permettermi, anche in questo salone, nel senso che l'editoria scolastica è un sottoinsieme, una specificazione dell'editoria in generale, l'editoria più pura. E come accennava
esistono delle leggi e quindi è stata costretta a fronteggiare il cambiamento in maniera piuttosto violenta. E il paradosso alla base di questo cambiamento è che diciamo, è un cambiamento che si innesta, che vede in gioco sostanzialmente degli attori, la scuola e l'editore, che diciamo, nell'industria complessiva della comunicazione, dell'informazione, della formazione sono tra i più conservatori, tra quelli che hanno un'indole più conservatrice sostanzialmente. Ed è un paradosso fortissimo perché appunto io, come vi accennavo, vengo dal mondo delle nuove tecnologie, vengo da famigerato e-learning sostanzialmente, cioè quella roba che diciamo a cavallo tra gli anni 90 e il 2000 si incaricava di formare prevalentemente all'interno del mondo aziendale adottando modelli che venivano soprattutto dal mondo anglosassone. Ecco, all'epoca io potevo al mio committente fare un discorso e dire guarda, ho fatto un'analisi di contesto, il profilo utente delle persone alle quali dovrebbe essere destinata questa formazione è totalmente incompatibile. I rischi di fallimento sono troppo alti, ti consiglio di andare sul tradizionale, facciamo un corso normale, faccia a faccia. Questo non lo si può fare nella scuola. Se io dovessi fare un'analisi del genere all'interno del contesto scolastico italiano, direi aspettiamo un altro po'. Facciamo che ci rivediamo tra una decina d'anni e vediamo che è successo. Questo non può essere fatto, non è stato più possibile farlo a partire dal 2009, perché dal 2009 c'è una legge che ha indirizzato molto chiaramente l'evoluzione della scuola in un senso tecnologico. È imposto inizialmente appunto la progettazione di libri misti, cioè che vedessero un'unione tra quella che nella formazione si chiamava formazione blended, cioè mescolata, no? Diciamo supporti tradizionali in un senso anche relativo, tradizionali nel senso sia di carta o digitali, ma comunque tradizionali nel senso che rispecchiano la forma libro, quella forma che va per pagine, ha una sequenza lineare obbligata, eccetera, con contenuti invece aggiuntivi integrativi che completano l'offerta formativa. Questo ha costretto, ha provocato una doppia rivoluzione da una parte all'interno della scuola, da una parte all'interno degli editori e diciamo il cambiamento, quando si rimprovera spesso l'editore di aver fatto resistenza rispetto a questo cambiamento, lo rimproverano un po' tutti, a partire da un leader, ma poi anche gli insegnanti più avanzati, quelli che hanno maggiore consapevolezza, lei stessa ha detto adesso, ci vogliono dei contenuti, gli editori non li danno. E questo è verissimo, esiste una tendenza, come dicevo, connaturata, conservativa dell'editore che deriva da una sostanziale identificazione totale della forma col contenuto, per cui il libro di carta, cioè questa forma di prevaricazione della forma e del materiale sul contenuto che ha portato a questo conservatorismo assoluto, ma è anche da considerare che per un editore cambia tutto, nel senso che a partire dal modello produttivo, i modelli produttivi tradizionali, il titolo di questa tavola rotonda fa riferimento alla filiera, la filiera tradizionale oramai gli editori ce l'hanno piuttosto ben strutturata ed è una filiera che vede dei blocchi che vengono uno accanto all'altro, in cui ci sono competenze ben definite che non si mescolano tra di loro, per cui sostanzialmente il mestiere dell'autore è una cosa, poi dopo c'è il mestiere dell'editore, poi dopo c'è il mestiere dell'editore che stampa, distribuisce e così via. Ecco, tutta questa filiera salta anche per la parte dell'editoria tradizionale. La prima cosa che entra in crisi è proprio il modello produttivo, nel senso delle tecnologie produttive, perché all'interno delle case editrici, attorno al punto iniziale, non esistono le competenze necessarie a sviluppare qualcosa che vada dietro col computer. Non ci sono questo tipo di competenze perché non è stato, perché i contenuti fino ad oggi hanno avuto un altro tipo di cliente, erano un'altra cosa. Quindi cosa fa l'editore rispetto a questa nuova esigenza? Che è un'esigenza che parte fin dall'inizio, un'esigenza prima di tutto progettuale, cioè occorre innestare all'interno della casa editrice delle competenze di progettazione che prima non c'erano e quindi quindi integrare all'interno della filiera produttiva altri tipi di autori, farli dialogare con altri tipi di competenze, ed è un dialogo assolutamente non facile, nel quale occorrono dei mediatori. Io per esempio di mestiere faccio il mediatore in questo senso qua, perché sono stato innestato all'interno dei centri scuola nel momento in cui è venuta fuori l'esigenza. Esistono delle esigenze produttive, nel senso che appunto si devono sviluppare dei contenuti per la varia interattiva multimediale. Questi contenuti non sono
diciamo, che almeno io reputo centrale nel mio mestiere, appunto, come responsabile di questo dipartimento digitale, figura, ripeto, innestata dall'esterno, ma quella è la parte che io reputo fondamentale e centrale, è diciamo, cercare di far capire, cercare di capire io stesso quali sono le competenze dell'editore, che sono fondanti, determinanti, che identificano il ruolo e che non possono essere cedute, semmai devono essere integrate, cambiate, evolute, ma non possono essere cedute, e quelle che invece non servono più a nulla. Tra le competenze che non possono essere cedute sono proprio le competenze relative al contenuto e nel caso dell'editoria scolastica della particolare categoria di contenuto che è quella finalizzata all'apprendimento. Su tutto il resto si può trattare. Il processo di cambiamento che sta vivendo Giunti Scuola, Giunti Editore, ma qualunque editore che trovate qua nella fiera, è più o meno questo, è più o meno quello di cercare di valorizzare le competenze interne che sono tuttora quelle necessarie e fondamentali, no? Sono quelle di riuscire a valutare il testo, riuscire a valutare l'autore, riuscire a valutare il contenuto, costruire, fare in modo che dei pezzi granulari, e questa è la caratteristica primaria della rete, quella di essere sostanzialmente agnostica rispetto al modello didattico che c'è dietro, propone una quantità di contenuti contadini. Il ruolo dell'editore non può essere quello sostanzialmente di buttare sul mercato contenuti su contenuti su contenuti, mettendosi in competizione con un produttore di contenuti come la rete, che è sostanzialmente imbattibile dal nostro punto di vista, ma è quello di dare un senso a tutti questi contenuti. Se anche la scuola primaria utilizza i contenuti che gli vengono forniti dall'editore con forte grado di autonomia e di capacità di gestione, e in modo da esprimere la propria personalità educativa. C'è un grande rispetto per la personalità educativa dell'insegnante. Volevo solo aggiungere una cosa a quello che prima ha detto, cioè il fatto che chiaramente non deve diventare solo una trasposizione di un esercizio cartaceo in un esercizio digitale. Faccio un esempio: io sono una di quelle che odia l'esercizio di completamento, ne parlavamo prima. Completa con sci e sce, ma che cosa ci devo mettere se non sci e sce? Con un supporto di tipo digitale fatto in un certo modo, a questo completamento si possono, questa è un'idea che ho io, poi non so se verrà condivisa, si possono scegliere una serie di esercizi in cui la difficoltà dello scrivere il digramma, in italiano SCI, non si pronunciano sci, è solo l'unione dei tre suoni che dà questo risultato finale, si può fare chiaramente con degli esercizi in cui c'è una miriade di lettere da sistemare, tu devi mettere quella giusta oppure te le mischi, tu le rimetti in ordine. Qui secondo me è il grande passo avanti che bisogna fare, ecco perché io dicevo il ruolo dell'insegnante, nel senso l'insegnante che ha già sperimentato in classe una serie di cose che già esistono e che è in grado di darne un giudizio, perché secondo me se rimarrà la trasposizione cartacea dell'esercizio che c'è al fondo del libro, la qualità di quello che si presenta è inesistente, e il successo del libro anche, perché io per prima, se devo andare ad adottare un libro, dato che ho una certa dimestichezza con queste tecnologie, dico questo non mi interessa, perché è come avessi la pagina scannerizzata vista lì in cui trascino l'esercizio. Quindi secondo me quello che si deve pensare, che è bellissimo se la casa editrice lo farà, è quello di pensare veramente tutta una serie di esercizi che siano utili a tutti i gradi di apprendimento che ci sono dentro una classe, perché noi viviamo in un'epoca in cui di DSA, bambini con disturbi specifici di apprendimento, è pieno, problemi di dislessia, cioè io insegno a Pino Torinese nella collina, quindi ho un'utenza anche di un certo tipo, vi assicuro che 3-4 per classe ce li abbiamo tutti. Quindi nel ripensare un libro bisogna ripensarlo vedendo quali sono le difficoltà di oggi. Siccome le difficoltà di oggi non sono a gestire un oggetto tecnologico, ma sono davvero a ricomporre un ordine tra tutte le cose che nella mente di questi bambini che hanno dei disturbi, o quelli che non ce l'hanno lo rinforzeranno divertendosi di più, sicuramente è da tenere in considerazione. Vediamo che cosa può fare, diciamo, il software, l'applicazione delle tecnologie per queste esigenze che sono emerse. Diamo la parola a Federica Rossi e poi torniamo a parlare con Giulia. Grazie. Allora, il software che stiamo sviluppando, che abbiamo iniziato a sviluppare, nasce e cresce anche all'interno della scuola, perché sviluppandolo lo sviluppiamo
questi esercizi. Inizialmente abbiamo iniziato con trasponendo i tipi di esercizi che si trovano già sulla carta e mettendoli in digitale, ma abbiamo visto che la possibilità che offrono le nuove tecnologie sono diverse, bisogna esplorare questo mondo, bisogna utilizzare anche, tornando al discorso del sci e she di cui parlavamo prima, con il digitale si può dare uno spunto al bambino dando un suono e dire quel suono she, ricomponilo con le lettere, una cosa che non si può fare sulla carta, bisogna reinterpretare un attimo questi tipi di esercizi. Il vostro nome mi sembra che sia collegato con la Casa di Cliccolo, è qualcosa che ha dato l'opportunità di sperimentare queste cose. La Casa di Cliccolo è un centro, possiamo chiamarlo sperimentale perché adesso sono da 3 anni che abbiamo diverse case di Cliccolo a Torino. Nelle case di Cliccolo inizialmente le offrivamo come un luogo dove venire a fare esercizi con i propri figli, ma in un secondo tempo abbiamo considerato più importante renderle disponibili per le insegnanti delle stesse scuole, cioè le insegnanti 1 volta, 2 volte alla settimana, un po' a dipendere dalla cadenza che serve, possono usufruire della casa di Cliccolo che è fondamentalmente un luogo dove c'è un computer che funziona da server e altri computer in rete con questo computer principale. I bambini vengono per 1 ora, 2 ore alla settimana per materia, dipende un po' dalle esigenze e dalle possibilità degli insegnanti, a fare esercizi di consolidamento. All'interno delle case di Cliccolo, soprattutto quest'anno, abbiamo iniziato questa sperimentazione per cui le insegnanti vengono direttamente con la loro classe, noi diamo un supporto in un periodo iniziale di un mesetto solo per assicurarci che tutto funzioni e poi gli insegnanti vengono direttamente con i loro studenti facendo questi esercizi di consolidamento appunto. Adesso dopo un anno di sperimentazione seria diciamo, abbiamo diversi insegnanti che sono parecchio entusiaste, alcune che all'inizio della sperimentazione non sapevano neanche accendere un computer. Parte del nostro software è anche la facilità di accesso di navigazione, è un software semplice da capire proprio perché alcuni insegnanti hanno sono un po' restii a utilizzare le nuove tecnologie. Noi vogliamo dare uno strumento che faciliti il loro lavoro, non che lo complichi. Possiamo proseguire giunti sugli spunti che aveva dato Maria Cristina prima? Sì, diciamo dal punto di vista evolutivo. Io dicevo sulla qualità di esercizi. No, io volevo entrare sul concetto della progettazione. Appunto, qua quello che stiamo dicendo e penso sia condiviso da tutti che è un concetto molto semplice, le nuove tecnologie danno un oggettivo aiuto, possono potenziare grandemente la didattica degli insegnanti. Sono un'opportunità in buona sostanza. Questo è già il primo messaggio che deve passare, che non è scontato in realtà, per quanto banale penso chiunque sta in questa stanza, perché se qualcuno viene in una conferenza che ha questo titolo è perché è interessato alle tecnologie. Tuttavia non è esistono diversi modi di utilizzare le tecnologie. Esiste una modalità per fare le stesse cose che si facevano prima meglio e per fare cose nuove. Sono 2 cose che possono essere tenute distinte e non c'è dal mio punto di vista da rifiutarne una a favore dell'altra, perché già fare meglio ma anche più efficacemente, tenendone traccia e così via, le stesse cose che si facevano prima, per esempio farne di più, per esempio sfruttare anche gli elementi di base che la multimedialità può offrire, cominciare già a mettere nel proprio bagaglio, nella propria cassetta degli attrezzi, degli strumenti che erano in luce, in potenza già all'interno del libro, ma per banali questioni tecniche non era possibile implementare in quel modo. La quantità è un elemento, il fatto di abbinare un audio è un elemento, però già se io prendo in mano un libro della scuola primaria, ecco, il primo livello di progettazione, di trasposizione multimediale è proprio quello di vedere quali sono gli elementi che soffrono dello stare sulla carta. Questo è un primo elemento molto semplice e molto banale se vogliamo, già quello per la mia esperienza che ho con gli insegnanti, già quello è un elemento che è virtuoso l'introduzione della nuova tecnologia all'interno della classe. Già vedere per esempio che l'audio, il video, il fatto di poter avere batterie di esercizi replicabili e personalizzabili, il fatto di poter tenere traccia dei risultati, di customizzare comunque come si dice, oppure calare le tipologie di esercizi su
diverso tipo di bambini che ho davanti, c'è la facoltà quindi di personalizzare l'apprendimento, sono tutti elementi che sono già disponibili nella tecnologia d'oggi. Si apre una grande frontiera e questa penso che ci sia bisogno di un po' più tempo, ma in ogni caso è la cosa che per me è più interessante, di fare cose nuove con le tecnologie, cose che fino ad oggi non erano neanche pensate, cioè la tecnologia quando diventa uno strumento attivo di cambiamento della didattica all'interno della classe. Questo è l'elemento ulteriore, lo spostamento della frontiera, diciamo più avanti. Perché questo possa accadere occorre dal mio punto di vista anche uno zoccolo duro all'interno del corpo insegnante e una consapevolezza e acquisizione di strumenti anche progettuali all'interno dell'editore, della casa editrice. Dato che sembrerebbero essere professioni nuove queste del far collaborare case editrici con software house, quali sono le difficoltà che avete trovato nel fare questo lavoro? Cioè doversi interfacciare non più con le insegnanti ma con le case editrici? Allora, la gran parte delle software house normalmente non lavora direttamente in diretto contatto con chi usufruisce del prodotto, con l'insegnante, e ha contatto con chi può offrire contenuti didattici, quindi la casa editrice. Noi ci troviamo un po' un trade union, una specie di link che manca, perché noi siamo direttamente all'interno delle scuole che parliamo ogni giorno con gli insegnanti ci dicono le loro esigenze. Dall'altra parte anche comunque la casa editrice parla con l'insegnante che dà le loro esigenze, però non essendo specializzati nella produzione di software, perché si stanno muovendo in questa direzione, ma non era il core business, avevano altre idee, correggimi se sbaglio. Noi ci troviamo nella posizione giusta di cercare di trovare una soluzione, di mediare quello che la casa editrice può offrire come contenuti didattici rispetto a quello che serve a un insegnante direttamente sul campo. Il testo scolastico cartaceo avrà ancora un suo ruolo nella scuola dei prossimi anni? Sicuramente sì, vede anche il successo del Salone del Libro. Vabbè, io sono un insegnante che, per esempio, io il libro che ho utilizzato in questi anni non l'ho scelto personalmente perché con le leggi che ci sono state siamo stati costretti ad adottare per 5 anni sempre lo stesso libro, quindi non ho avuto la possibilità di scegliere nella miriade di libri che ci sono quello che era più consono alla mia metodologia. Poi vabbè, io lavoro molto anche nella produzione di percorsi con la musica perché per quello che lui mi ha anche invitato, nel senso che sono una voce un po' particolare. No, è quello che sicuramente la parte del testo scritto è bellissima. Quello che diceva lui ho trovato molto interessante, ad esempio lui diceva il fatto di mantenere quello che è di tradizionale, cioè perché non è che i bambini poi non devono più scrivere, non devono più leggere sulla carta, non devono più avere una sequenzialità di pagine che sono quelle, deve solo essere ipertestuale e basta. Però faccio un esempio, si lavora sul testo descrittivo, se quel testo descrittivo è tutto scomponibile facilmente perché è separato in sintagmi e quei sintagmi tu li metti in disordine e ricomponi la frase, quelli sono esercizi che io posso fare sulla lavagna anche interattiva scrivendoli a mano, ma non hanno certamente la stessa efficacia e su quel testo lì ci posso lavorare in 1000 altre forme. Quindi secondo me, ripeto, un libro che avrà successo sarà quello che manterrà sicuramente tutti gli aspetti positivi del cartaceo, perché un bambino di 6 anni ha anche bisogno di gestire un oggetto piccolo che va da 1 a 90-100 pagine avanti, lo riguarda avanti e indietro, lo tocca, il libro si odora secondo me perché è bello l'odore della carta, quindi anche tutte queste cose con questa potenzialità che consentirà anche a tanti altri bambini con difficoltà sicuramente di superarle, e a quelli che sono bravi di fare la scuola in modo più divertente e più adatto a quelle che sono anche le menti dei bambini di oggi.